Il Salone di Palazzo della Ragione dà voce ai lavoratori del mondo dello spettacolo e della cultura senza alcuna misura di sostegno al reddito e senza alcuno stipendio dal 23 febbraio. Luci spente, palchi che non si alzano, la musica e le parole tacciono, ma loro hanno deciso di alzare la voce e lo faranno a Venezia in 13 città italiane sabato prossimo. La situazione è drammatica. Se non risolviamo in maniera emergenziale la questione degli ammortizzatori sociali e non istituiamo un reddito sganciato dal lavoro in questo settore, che è una delle grandi richieste, noi non torneremo a fare questo lavoro. Buste paga in negativo ad aprile, racconta. Settimana scorsa abbiamo portato una busta paga di -5, oggi l'abbiamo battuta con una busta paga da -150, sappiamo di altri colleghi addirittura che l'hanno di -180, quindi insomma descrive sicuramente una situazione alla quale qualcuno ha da dare delle risposte immediate. Le richieste sono due. Un tavolo emergenziale sulla questione degli ammortizzatori sociali che non stanno arrivando a quasi tutti noi, con la Regione Veneto e l'INPS regionale, per andare a fondo di questa questione, perché nessuno di noi ha percepito che sia la cassa integrazione o i famosi 600 euro. Dall'altro lato, ovviamente, stando dentro anche un percorso nazionale, ci rivolgiamo al governo italiano, perché il nostro, che è un settore poco tutelato in fase anche pre-Covid e si è semplicemente aggravata questa situazione, noi vogliamo rivedere completamente i contratti nazionali che regolamentano il nostro settore. A loro fianco il Comune di Padova con l'assessore alla cultura Andrea Colasio. Il Consiglio Comunale ha preso atto della enorme criticità di un settore strategico come quello delle politiche culturali e turistiche. È evidente che il bilancio del Comune di Padova ha avuto perdite enormi, pensate alla tassa di soggiorno, pensate alle entrate del sistema museale. Capite che avere o non avere a Padova 500.000 di persone che vengono a visitare il patrimonio culturale fa differenza. Questa è la grande vetrina. Come dicevo, c'è un retrobottega dove ci sono molti giovani ragazzi che svolgono lavori importantissimi, ma nel retrobottega diciamo che lì gli aspetti relativi alla tutela e ai loro diritti non sono assolutamente inadeguati, anzi sono radicalmente inadeguati. Una grave perdita è la chiusura di mostre, monumenti e la mancanza di spettacoli e turisti in città che solo per Padova si può calcolare in circa 50 milioni di euro.